Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è stato arrestato un 44enne marocchino per tentato omicidio ed estorsione a Palermo. L'uomo avrebbe accoltellato un connazionale al culmine di una lite per un parcheggio. L'aggressore è stato trovato non distante dal luogo della violenza con i vestiti ancora sporchi di sangue e il coltello usato poco prima. Andate via o vi ammazzo, queste le parole di un parcheggiatore abusivo catanese in preda all'ira alla vista della polizia, che ha interrotto la sua attività illecita chiedendo i documenti per un controllo. Nonostante i tentativi di calmarlo, l'uomo è passato dalle parole ai fatti, aggredendo fisicamente gli agenti costretti a usare il taser contro di lui. Danni pure alla volante che lo ha trasportato in questura. Ricorso al TAR degli ambientalisti contro l'apertura anticipata della caccia in Sicilia. I giudici si pronunceranno la settimana prossima. Nei giorni scorsi già il WWF aveva aspramente criticato la decisione del presidente Schifani, giudicata sconsiderata e inaccettabile, di anticipare di un mese la stagione venatoria. L'arcivescovo di Catania Luigi Renna torna a celebrare la Santa Messa dopo l'angioplastica a cui è stato sottoposto per un infarto al miocardio. La funzione si è svolta in forma privata nel santuario di Montpilieri. È in chiusura il meteo, domani prevale l'anticiclone africano sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo prevalentemente sereno. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona serata.